Il malocchio è una superstizione che attribuisce allo sguardo di determinate persone il potere di produrre effetti negativi su chi ne è vittima. Questa credenza è diffusa in tutto il mondo, e in Italia è particolarmente radicata nelle regioni meridionali. Secondo la tradizione popolare, il malocchio può essere causato da invidia, gelosia o semplice cattiveria. La persona che lancia il malocchio, chiamata iettatrice o iettatore, può farlo inconsapevolmente, semplicemente fissando con uno sguardo intenso la vittima. I sintomi del malocchio possono essere vari, e includono mal di testa, nausea, vomito, diarrea, febbre, eruzioni cutanee, difficoltà respiratorie e persino morte. In alcuni casi, il malocchio può anche causare problemi di natura psicologica, come ansia, depressione e attacchi di panico. Per scongiurare il malocchio, esistono diversi rimedi popolari. Uno dei più comuni è quello di farsi benedire da un prete o da un'altra figura religiosa. Altri rimedi includono indossare oggetti apotropaici, come amuleti o crocifissi, o recitare preghiere o formule magiche. In Italia, il malocchio è spesso associato a bambini e neonati, che si ritiene siano particolarmente vulnerabili a questo tipo di influenze negative. Per proteggere i bambini dal malocchio, è comune fargli indossare amuleti o crocifissi, o fargli fare il segno della croce. Ecco alcuni dei rimedi popolari più comuni per togliere il malocchio. Recitare preghiere o formule magiche. Le preghiere più comuni sono quelle rivolte a Dio, alla Madonna o ai santi. Le formule magiche possono essere recitate in italiano o in altre lingue, e spesso includono riferimenti a oggetti o animali apotropaici, come il sale, l'aglio, la croce o il ferro. Toccare la vittima con oggetti sacri. Gli oggetti sacri più comuni per togliere il malocchio sono la croce, l'acqua benedetta, il sale e l'aglio. Fare indossare alla vittima oggetti apotropaici. Gli oggetti apotropaici più comuni sono amuleti, crocifissi, collane con aglio o ferro. È importante notare che non esiste alcuna prova scientifica che possa supportare l'esistenza del malocchio. Tuttavia, questa superstizione continua a essere diffusa in tutto il mondo, e molte persone credono che sia efficace nel prevenire o eliminare gli effetti negativi del malocchio.